vi ringrazio per la partecipazione a questa ennesima puntata del ciclo che abbiamo organizzato appunto sui temi della protezione dei dati, della gestione dei dati e dei documenti informatici all'interno degli enti pubblici e privati. Come si accennava poco fa, il tema di oggi è il tema degli open data, quindi i dati aperti, l'uso dei dati e anche il tema della conservazione dei documenti informatici, formazione, conservazione, quindi tutto il tema della gestione dei documenti amministrativi, anche e soprattutto attraverso sistemi informatici. Questo è fondamentale perché credo che i due temi siano tra di loro molto molto connessi. E infatti, diciamo, il taglio che darò alla relazione è un taglio naturalmente più giuridico, quindi ho cercato di concentrarmi su quegli aspetti che possono avere una rilevanza sia giuridica che pratica, considerato che la materia comunque presenta, come dire, molti aspetti tecnici, e su quelli appunto magari è più qualificato di me a parlare chi è un esperto di questioni, diciamo, tecniche sulla conservazione dei documenti o chi ha competenze archivistiche che sono molto importanti in questo settore. Quindi innanzitutto mi presento brevemente, per chi non mi avesse già visto in altri webinar. Io faccio l'avvocato, sono avvocato presso lo studio legale PMA, che ha sede a Treviso, Conegliano e altre sedi sparse un po' per il nord Italia. Mi occupo all'interno dello studio del settore di diritto amministrativo e del settore del diritto del commercio elettronico e delle tecnologie. E proprio in questa veste svolgo la funzione di Data Protection Officer, responsabile della protezione dei dati per alcuni enti pubblici, alcuni comuni, e a tempo perso ho anche un progetto che cito sempre, si chiama Smart Use, perché è un magazine online nel quale ho in passato scritto alcuni articoli e sul quale poi siamo in procinto di attivare una sezione proprio dedicata ai temi dell'utilizzazione della pubblica amministrazione. Quindi se avrete voglia di approfondire qualcuna delle cose che diremo nel corso della mattina, magari quello può essere un punto di partenza, perché su alcune cose che dirò magari ci sono già degli articoli. Ecco. Detto questo, appunto, come accennavo, pensavo di affrontare oggi principalmente due temi, quello dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione, quindi cosa significa documento informatico, quali sono anche le modalità di composizione del documento informatico, come deve essere formato e gestito, anche in base alle previsioni del codice dell'amministrazione digitale e delle altre normative pertinenti, e poi un piccolo focus sul tema del riuso dei dati. Quindi cercare di capire anche nell'intenzione del legislatore, che sul punto è intervenuto moltissime volte e continua a intervenire, quali sono, come dire, i principi fondamentali, quali sono le ragioni un po' che animano tutta la normativa che esiste, una normativa molto dettagliata, molto complessa, che vede l'intreccio tra fonti legislative, quindi leggi dello Stato, la principale, sono alcune, la più importante sicuramente il codice di amministrazione digitale, e anche linee guida e altri documenti di secondo livello di carattere tecnico. Innanzitutto, forse è sempre superfluo cominciare da qui, ma dobbiamo interrogarci un attimo su cosa si intende per documento, perché effettivamente tutto ciò di cui parleremo oggi riguarda un po' la formazione e la conservazione dei documenti amministrativi, anche in formato digitale, e il riuso dei dati, che però sono dati che sono conservati su un supporto. I dati, appunto, non esistono mai in una forma purissima, tutti i dati sono sostanzialmente incorporati in un documento. E proprio per questo, perché la nozione fondamentale è anche il codice dell'amministrazione digitale si perde un po' di tempo a
definire che cosa si intende per documento, documento analogico e documento informatico. Quindi in linea generale per documento appunto si intende qualsiasi supporto che rappresenta, incorpora la rappresentazione di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti, cioè è documento tutto ciò che sostanzialmente fornisce supporto per dei dati. Tutti quegli oggetti che possono essere oggetti fisici, e noi abbiamo in mente sicuramente quando parliamo di documento ancora una visione forse analogica, per cui il pezzo di carta è il documento per eccellenza, ma il documento appunto in quanto tale è meramente il supporto, la base fisica o la base informatica nella quale sono incorporati dei dati. E appunto per questo, perché prima di parlare di riuso dei dati, poi di data, bisogna un po' interrogarsi su come i dati nei documenti devono essere incorporati, formati e gestiti. Esistono poi, nella categoria generalissima dei documenti, appunto dei documenti, potremmo chiamare documenti amministrativi, che si distinguono dai documenti, potremmo dire, comuni, documenti privati, per il fatto che provengono da un soggetto qualificato, che appunto è una pubblica amministrazione. Abbiamo anche qui delle nozioni normative e la nozione di documento amministrativo si trova per esempio anche nella legge sul procedimento amministrativo, la legge 241 del 1990. Dice no, che il documento amministrativo è composto da qualunque rappresentazione grafica, quindi fotocinematografica, elettromagnetica, qualunque specie di contenuto di atti, atti che si possono essere anche atti meramente interni, quindi non relativi a procedimenti amministrativi specifici, che una pubblica amministrazione detiene e concerne attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Appunto i documenti amministrativi, i documenti pubblici, hanno delle caratteristiche quanto ai loro effetti giuridici che un po' li distinguono dai documenti privati. Io posso dire, ormai una decina di anni fa ho fatto la mia tesi di laurea proprio sul tema della circolazione, del riconoscimento dei documenti pubblici anche in ambito internazionale, proprio perché il tema del riconoscimento di questa particolare categoria di documenti porta al riconoscimento anche internazionale, nel caso dei particolari effetti che sono gli effetti che caratterizzano i provvedimenti e gli atti amministrativi. Un documento amministrativo, un documento pubblico può avere, per esempio, un'autorevolezza, una pubblica fede, può fornire una presentazione certa dei dati e dei fatti che sono come dire, in essa incorporati. E quindi un certificato anagrafico, per dire, ha un'efficacia di come dire, attestazione, un'efficacia probatoria delle informazioni che sono in essa contenute, no? Sul fatto che sono io e risiedo in un certo luogo, che è sicuramente superiore a quella che avrebbe un certificato, o meglio uno scritto che compongo io privatamente. Poi chiaramente ci sono tutta una serie di, come dire, di negrige, di passaggi intermedi. Oggi, per esempio, c'è la tendenza, no, ad attribuire anche la dichiarazione privata attraverso lo strumento dell'autocertificazione una certa forza probatoria, ma nella visione classica e anche nell'impostazione generale che comunque segue ancora il nostro ordinamento, esiste appunto una distinzione tra i documenti che sono provenienti da soggetti privati e documenti che invece provengono e sono costituiti da soggetti pubblici. Oltretutto poi i documenti amministrativi, appunto abbiamo visto, possono essere connessi con l'esercizio di pubblici poteri, di atti amministrativi, autoritativi, e quindi avere un'incidenza anche sulla sfera giuridica delle persone, dei soggetti dell'ordinamento. Quindi anche qui
le loro caratteristiche, anche le caratteristiche di sicurezza, modernità, certezza, hanno, come dire, una rilevanza maggiore rispetto a quella che non potrebbero avere in ambito privato. E poi i documenti pubblici, come tutti in realtà i documenti, essendo supporti di incorporazione, devo dire, di dati, hanno anche una loro rilevanza appunto come fonti di conoscenza di dati e informazioni. E lo vedremo quando parleremo del riuso dei dati, c'è la tendenza a considerare molto importanti le banche dati, i dati che sono conservati dalle pubbliche amministrazioni, raccolti e formati dalle pubbliche amministrazioni, perché si ritiene che essi, essendo dati di una certa rilevanza, avendo anche in molti casi una certa mole complessiva, possono essere suscettibili di un utilizzo anche per finalità economiche che li caratterizza come una vera e propria risorsa dell'economia digitale. Appunto, come dicevo, e bisogna sempre tenere in considerazione questo, i documenti amministrativi hanno come scopo quello di incorporare dei dati. E i dati cosa sono? Dato, per definizione, è l'unità di informazione minima, potremmo dire, conoscibile, relativa a una certa entità. Quindi la nozione di dato, anche questa è una nozione che è un po' sfuggente, per certi versi non è incorporata in una nozione specifica prevista in una fonte normativa, ma esistono dotazioni normative, per esempio, di dato personale, non personale, tutte collegate appunto al fatto di essere un'informazione riferibile a un determinato soggetto, una persona fisica determinata e indeterminabile, per esempio determinata o determinabile, questo per esempio è il dato personale, informazioni minime relative a un'entità, relazione alla descrizione di un oggetto, relative a delle circostanze, e tutte queste informazioni appunto possono essere plurime, un documento può come dire, fornire più informazioni, no? Possiamo dire un gatto rosso, no? Sono due informazioni, sono due dati, se descriviamo un animale che vediamo, no? In un documento, una relativa a quale specie appartiene l'animale che stiamo osservando, un gatto, e un'altra è un dato sul suo colore, quindi sul colore del suo pelo. Ecco che appunto abbiamo quindi una nozione di dato che ci permette anche di capire alcune, lo vedremo poi, alcune modalità per le quali, le ragioni per le quali il legislatore ha previsto alcuni criteri per la formazione dei documenti e per la gestione dei dati. E appunto la connessione tra dati e documenti è anche, come dire, indicata un po' per attraverso all'interno del codice dell'amministrazione digitale, dove appunto quando si riferisce a chi è proprietario di un dato, chi è proprietario di un'informazione, ecco che il legislatore ha detto il titolare del dato è il soggetto che ha la titolarità, la proprietà, potremmo quasi dire, dell'informazione, chi ha formato il documento che rappresenta il dato che ne ha la disponibilità. Quindi chi possiede il documento, chi ha formato il documento, possiede anche il dato. E una cosa interessante è che i dati appunto possono essere, come dire, presi dai loro documenti, quindi essere presi dai supporti che li contengono in un certo momento, e possono essere anche estrapolati, raccolti, ordinati in serie attraverso operazioni che sono, ad esempio se parliamo di dati personali, i cosiddetti trattamenti di dati personali. Ma in generale tutte le operazioni sui dati partono alla fine da operazioni sui documenti che li contengono. E quindi è importante che i documenti che li contengono siano, come dire, predisposti per poter essere efficacemente elaborati. E appunto c'è un principio generale, c'è una tendenza che il legislatore cerca di raggiungere anche in ambito di pubblica amministrazione, che è quella di rendere sempre più facile e veloce la raccolta, la gestione, l'estrapolazione e anche la correlazione tra i dati e le informazioni che sono contenute nei documenti. Ma per fare questo
per poter efficacemente raggiungere questo scopo è necessario che anche i documenti siano formati, gestiti, conservati in un certo modo. Altrimenti, diciamo, questo è uno dei problemi che affligge oggi, come dire, la digitalizzazione della PBA. Se la digitalizzazione, se la formazione dei documenti amministrativi rimane essenzialmente una trasposizione con strumenti elettronici, sulla dimensione digitale, delle modalità con le quali si trattavano documenti cartacei, ecco che tutte le potenzialità della digitalizzazione, tutte le potenzialità nella migliore gestione dei dati, documenti amministrativi verranno un po' a perdersi. Appunto, i dati c'è tutta una classificazione, una modalità di classificazione dei dati. Quindi esiste il dato singolo, appunto cosiddetto data item, e poi ci sono i dati che possono essere aggregati. Quello che appunto rileva è che l'informazione singola magari può essere utile, ma un'informazione aggregata, un'informazione anche incrociata e come dire, composta anche di dati provenienti da fonti diverse possono essere utilizzati, per esempio, per gestire un procedimento amministrativo. Prendo le informazioni che provengono da più banche dati e compongo per realizzare un nuovo set di dati che mi possono servire per adottare un certo provvedimento amministrativo. Sono operazioni che diventano sempre più fondamentali. Quindi è, credo, fondamentale comprendere bene la correlazione tra dati e documenti. Perché appunto la normativa cerca di spingere verso la realizzazione di strumenti, di piattaforme che consentono l'accesso, la lettura dei documenti e delle informazioni che sono in esse contenute, e per farlo è necessario avere ben chiaro che i documenti contengono dati e i dati devono essere ben strutturati e gestiti. C'è anche un tema poi, che è un tema molto molto interessante, relativo appunto alla differenza tra dati strutturati e dati non strutturati. E questo come elemento di teoria generale sui dati. Noi abbiamo ancora, nella maggior parte dei casi, documenti che contengono dati non strutturati, quindi non ordinati e composti, diciamo, con modalità tali da rendere sempre e facilmente leggibili i documenti anche a strumenti informatici. Il dato non strutturato, no? Il documento che contiene dati non strutturati, diciamo, più evidente a tutti è la riproduzione del il PDF, no? Il documento che contiene dati in forma di testo impaginato. Perché è vero che quel documento contiene dei dati, però quei dati non sono dati che vengono individuati specificamente e identificati con una sorta di attributo che consente a un sistema informativo, ad esempio, di capire subito che tipo di informazione rappresenta il dato che è incluso nel documento. Un dato strutturato è un dato che, per esempio, contiene una matrice e associa ad ogni singolo dato un'etichetta, un attributo che consente di capire qual è, che tipo di dato, che tipo di informazione viene contenuta in quei documenti. È anche questo un sistema di creazione e gestione dei dati che è ancora poco diffuso, ma che dovrebbe essere sempre più implementato anche in ambito pubblico per consentire una più facile automatizzazione di certi processi di lettura, acquisizione e elaborazione dei dati, anche al fine di rendere più facile la digitalizzazione di certi procedimenti amministrativi. Anche questo appunto è un tema che si associano, perché anche qui esistono moltissimi documenti informatici, la gestione dei dati dell'amministrazione è molto spesso rimessa a certe tipologie di documenti informatici, ma questi documenti possono contenere dei dati, ma dati che non sono magari facilmente leggibili da strumenti informativi.
da applicativi o strumenti informatici. E anche qui c'è una tendenza a promuovere sempre di più il riversamento di certi documenti dove può essere opportuno, dove può essere importante anche per la implementazione di forme di procedimento amministrativo automatizzato di dati nei loro formati non strutturati verso formati strutturati. Quindi, ecco, fatta un po' questa premessa molto generale, un po' generica, ma spero utile per capire un po' la connessione che c'è tra il dato e il documento. Ecco, adesso possiamo esaminare qualche regola e qualche principio che presiede alla gestione dei documenti pubblici, documenti informatici. E ci sono delle regole che possono essere regole generali, quindi applicabili un po' alla generalità dei documenti informatici, ma ci sono anche delle regole specifiche sulla gestione dei documenti amministrativi. E questo perché? Perché appunto nella gestione dei documenti amministrativi bisogna tenere conto di alcune esigenze legate all'esercizio dell'attività amministrativa e alcuni principi fondamentali che regolano l'attività amministrativa. Per esempio, il tema del buon andamento della pubblica amministrazione, che è stabilito anche nella nostra Costituzione, che imporrebbe appunto un'organizzazione della macchina amministrativa tale da permettere una facile organizzazione dei procedimenti, un efficiente svolgimento di questi ultimi e anche un'operatività degli uffici in grado di assicurare il massimo del bilanciamento tra gli interessi pubblici e gli interessi dei destinatari di provvedimenti. C'è poi l'esigenza di garantire anche la trasparenza dell'azione amministrativa, che è, come dire, uno strumento fondamentale per i cittadini per comprendere come funziona la macchina amministrativa, come sono esercitati i pubblici poteri e questo anche per esercitare i loro diritti di partecipazione e i loro diritti di partecipazione democratica. E anche questo è un tema che viene chiaramente influenzato da come i documenti amministrativi sono formati, gestiti, pubblicati, resi accessibili. Se è quanto più facilmente è possibile accedere ai documenti e alle informazioni relative all'azione amministrativa, tanto più i cittadini possono consapevolmente esercitare i loro diritti. Poi c'è un tema che è un tema molto molto rilevante di protezione dei dati personali. La pubblica amministrazione appunto è una delle principali fonti di dati personali, i principali soggetti che tratta dati personali perché tratta dati relativi un po' a tutte le fasi della vita dei cittadini e degli utenti dei servizi. Quindi è sempre fondamentale che questi dati siano trattati in modo tale da assicurare che siano garantiti i diritti e le libertà delle persone fisiche ai quali i dati rilevano. Io ho parlato diffusamente in qualche webinar precedente di tutte le regole che si impongono alle pubbliche amministrazioni nell'esercizio dei dati personali, che sono regole che derivano in buona parte dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, detto GDPR, e che impongono appunto regole sulla sicurezza, è una cosa fondamentale perché i documenti, i dati formati e gestiti dalla pubblica amministrazione possono contenere informazioni molto molto rilevanti, no? Quindi dati appartenenti a particolari categorie, dati sulla salute, i dati su alcune anche condizioni di fragilità delle persone interessate e vanno protetti adeguatamente. Se avete un po' seguito i giornali nelle scorse settimane avete visto insomma, che anche in ambito locale le violazioni dei dati delle pubbliche amministrazioni non sono così infrequenti e quando avvengono possono portare alla diffusione non autorizzata di documenti particolarmente delicati, contenenti informazioni quindi relative ad esempio allo stato di salute dei cittadini, con questo appunto esponendoli anche poi al rischio di
attacchi personali e attacchi anche che sfruttino vulnerabilità anche personali, la condizione personale che possono essere scoperte proprio a causa di queste violazioni. E poi c'è un tema, anche questo, legato alla tutela dell'interesse culturale. Gli archivi delle pubbliche amministrazioni comunque sono inclusi nell'elenco dei beni culturali, perché appunto sono parte della cosiddetta memoria storica, perché memoria storica è un po' collettiva, no? Quindi permettono di conoscere dati, fatti relative ad un determinato periodo storico, e queste sono magari la principale fonte di approvvigionamento per gli storici, per coloro che sono interessati ad approfondire certi argomenti. E anche questo quindi è un interesse che deve essere adeguatamente valutato quando si stabiliscono regole sulla gestione di documenti amministrativi. Ecco allora che la normativa si preoccupa di tutti questi aspetti e prevede alcune regole fondamentali sulla formazione, quindi su come il documento deve essere creato. Questo è un tema sul quale mi soffermerei particolarmente oggi, perché credo che sia particolarmente interessante in relazione agli open data, sulla gestione, ma anche sulla conservazione e lo scarto dei documenti. Quindi quando deve essere conservato un documento e come, con che criteri scartare i documenti presenti, ad esempio, in un archivio corrente di una pubblica amministrazione. Possono essere scartati così a piacimento, ci deve essere un piano, devono esserci dei criteri che permettono di selezionare quei documenti che meritino di essere conservati, vuoi perché potrebbero mantenere un interesse per la documentazione di come è stato adottato un certo provvedimento amministrativo, vuoi perché in prospettiva potrebbero assumere una rilevanza storico-documentale e quindi essere interessanti per coloro che in futuro studieranno magari certi aspetti della nostra vita, non tra 100 anni o tra 50 anni. E quindi appunto sulla base di queste regole esiste un obbligo per ogni amministrazione di adottare e aggiornare un manuale di gestione documentale. Quindi deve ogni ente, anche sulla base della normativa che ho riferito e che vi ho dato conto, stabilire delle regole su come formare, gestire e conservare i propri documenti. E questa normativa interna, questi regolamenti devono naturalmente essere tenuti aggiornati. Quindi ci si deve, come dire, periodicamente preoccupare di verificare se i criteri che ci si sia dati in passato siano ancora conformi, diciamo così, allo stato dell'arte rispetto a tutte le esigenze, appunto quelle che ho menzionato prima, la garanzia del buon andamento, la tutela dei dati personali, la garanzia della trasparenza amministrativa, anche la selezione dei documenti effettivamente rilevanti e in grado di avere poi in futuro un interesse storico-archivistico. E queste linee guida, questi manuali, possono essere aggiornati anche in relazione alle indicazioni che vengono fornite da autorità preposte a questo scopo, e in particolare per quanto riguarda la gestione dei documenti informatici, l'AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha nel tempo emanato diverse linee guida. Le ultime sono state emanate tra il 2020 e il 2021 e hanno portato anche, secondo i commentatori, ecco, a un'importante innovazione, cioè quella di passare, per così dire, da una logica di protocollo, cioè una logica per cui, per esempio, la gestione dei documenti era essenzialmente fissata sulla loro protocollazione, quindi la loro registrazione in un protocollo dell'ente, a una logica più marcatamente di gestione documentale, cioè una logica nella quale si evidenzia sempre di più l'importanza che i singoli documenti siano gestiti attraverso una logica di processo, siano
identificati in modo unico siano resi facilmente identificabili, accessibili e siano formati con modalità tali da rendere facile l'estrapolazione delle informazioni che esse contengono. La formazione dei documenti amministrativi, appunto, diventa sempre fondamentale, sempre più fondamentale la gestione degli aspetti, diciamo così, informatici, perché il legislatore ormai da anni ha affermato un principio diciamo, di digitalizzazione dell'attività amministrativa. Il codice dell'amministrazione digitale, l'articolo 40, enuncia il principio per cui le pubbliche amministrazioni devono formare gli originali dei loro documenti con mezzi informatici. Quindi, nella prospettiva, nell'ideale del legislatore, l'obiettivo ultimo del legislatore sarebbe quello di far sì che tutti i documenti informatici siano sempre nativamente, tutti i documenti amministrativi siano sempre nativamente informatici. Quindi creati con strumenti informatici attraverso regole standard, quindi secondo come dire, anche modalità di formazione del documento predefinite e standardizzate, attraverso anche l'uso di formati di file possibilmente aperti e anche classificati e gestiti sulla base di criteri uniformi. Cioè lo scopo, in qualche modo, è quello di rendere uniforme e facilmente anche poi interoperabile appunto, uniformi e facilmente interoperabili i documenti realizzati dalle amministrazioni pubbliche. Questo per facilitarne la gestione, una gestione che è una gestione sia interna, ma anche una gestione in prospettiva di una comunicazione o di una diffusione. Quindi una comunicazione tra amministrazioni, per esempio, la rendere facile per tutte le amministrazioni l'intervento su un certo documento, quindi quando più amministrazioni sono competenti in un certo procedimento, rendere più facile la interoperabilità tra le varie amministrazioni e l'utilizzo quindi di formati che permettano di facilitare l'interoperabilità e anche una facilità di accesso da parte degli interessati ai documenti, facilità di accesso che è collegata anche a come i documenti sono realizzati. Ecco poi che appunto le norme relative alla formazione dei documenti danno un po' delle indicazioni generali e alcuni aspetti sono effettivamente aspetti rilevanti. Per esempio, ci dice il CAD, il documento informatico, il documento amministrativo informatico può essere formato, per esempio, sulla base della creazione di un documento nativo informatico, quindi la composizione diretta attraverso strumenti informatici, ma ancora è possibile che un documento informatico sia formato attraverso l'acquisizione di una copia per immagini di un originale analogico, quindi un documento che nasce su supporto analogico, tipicamente il foglio di carta, che può essere acquisito con appunto, strumenti informatici, trasformato in una copia per immagini, alla quale bisogna chiaramente attribuire poi attribuire l'efficacia della certezza della conformità all'originale analogico. E qui esiste il tema della attestazione della conformità, quindi chi forma il documento, ed è magari un soggetto che ha poteri certificativi, in quanto anche esercente pubbliche funzioni può, per esempio, attestare che la copia per immagine conforme all'originale analogico e con questo dare anche una certezza e un'efficacia giuridica particolare al documento. È ancora interessante un'altra modalità di formazione dei documenti informatici amministrativi è quella della generazione o raggruppamento di un insieme di dati o registrazioni, cioè il presupposto che esistano degli altri documenti che registrano dei dati magari organizzati in database, anche dati, ecco che è possibile generare
un nuovo documento che come dire, raggruppa informazioni provenienti da banche dati diverse. E questo è poi il terreno, ad esempio, sul quale può muoversi anche la digitalizzazione e l'automazione dei procedimenti amministrativi. Tutto questo, quindi questa formazione dei documenti, richiede che per essere efficace e assicurare un po' il perseguimento di tutti i principi che abbiamo enunciato poco fa, che si utilizzino dei formati, come dire, standard, dei formati che si muovono in una cornice, come dire, predefinita, cioè se io realizzo un documento, lo realizzo con un formato, quindi utilizzando un programma, utilizzando un formato proprietario, chiuso, che magari pochi possono poi leggere, e possono leggere magari solo quelli che hanno una certa versione di un certo programma, ecco che utilizzando questo tipo di formati rendo difficile accedere ai documenti, accedere ai dati e magari riutilizzare i dati che sono contenuti in questi documenti. Ecco quindi che le linee guida spingono verso l'adozione di specifici formati di file. Come dire, onerando, lo vedremo, l'amministrazione di motivare perché intende discostarsi dalle indicazioni, ad esempio, sui formati raccomandati e utilizzare formati proprietari. Quindi anche questo è un tema, quando si formano i documenti si dovrebbe sempre valutare l'utilizzo di questo tipo di formati. E ancora un altro aspetto sul quale, che appunto si collega poi a tutto il quadro normativo nella formazione del documento, è il fatto che un documento va identificato in modo univoco e persistente, cioè al documento andrebbe sempre assegnato, viene fatto col protocollo, segnato il protocollo, ma può essere fatto anche con altri strumenti, ad esempio gli hash crittografici, un identificativo che permetta di identificare quel documento in modo univoco, quindi a un certo codice corrisponde un solo documento e in modo persistente, quindi quell'identificativo rimane per tutta, diciamo così, la vita del documento. E poi un'altra cosa fondamentale, oltre all'attribuzione dei caratteri di modificabilità e integrità, quando i documenti pubblici devono essere appunto in possesso di questa caratteristica, quindi essere certo che i documenti non possono essere modificati, che i documenti siano integri, quindi non siano stati successivamente alterati, successivamente alla loro formazione. Questo può avvenire attraverso, ad esempio, posizione di digitali di hash crittografici ancora che cristallizzano il contenuto di un documento. In un certo momento gli hash vengono generati sulla base del contenuto, se cambia il contenuto cambia anche l'hash, quindi l'attribuzione di un hash permette sempre di attribuire, per così dire, la certezza del contenuto, o verificare che se l'hash naturalmente viene registrato, viene garantita l'esistenza di un certo hash in un certo momento storico, ecco che ho la certezza temporale, la certezza che in un certo momento il documento ha quell'hash, io posso in un successivo momento verificare che dal documento sia generabile lo stesso hash, quindi che il documento non sia stato modificato nel tempo. Poi un'altra cosa rilevante è quello dell'associazione di metadati al documento. Anche questo è un tema sul quale le linee guida si soffermano e prevedono un allegato apposito per disciplinare metadati che possono essere associati ai documenti amministrativi informatici, ma che è rilevante anche perché i metadati permettono di leggere, per così dire, delle informazioni di base, di dare delle informazioni di base facilmente leggibili anche ad una macchina sulla natura del documento, sul suo contenuto, sulle relazioni che ci sono tra il documento, ad esempio un procedimento aperto, tra un documento e certi soggetti, e quindi rendono più facile la gestione del documento in un'ottica appunto che non è più un'ottica solo di registrazione, cioè se so che quel documento esiste il protocollo dell'ente, è archiviato in un certo fascicolo, ma mi dà anche tutta una serie di ulteriori informazioni su quale documento era, che tipologia era, se era un verbale, una delibera, se era un provvedimento interno e istruttorio, quali erano magari gli istanti, chi ha formato il documento,
a quale procedimento era relativa, e tutto questo, magari qual era la materia del procedimento, tutto questo mi consente poi di gestire più facilmente i documenti e reperirli attraverso sistemi informatizzati. Appunto, questo è un po' lo scopo finale, no? Quello di assicurare che tutti i documenti della pubblica amministrazione abbiano una certa chi consentano una facile interoperabilità, quindi sia possibile prendere il documento e chi prende il documento e non è chi l'ha formato può comunque accedere, modificarlo, leggere le informazioni. Interoperabilità può essere, ed è fondamentale anche che ci sia pienamente tra le amministrazioni magari coinvolte nello stesso procedimento, che devono poter essere in grado di leggere lo stesso documento e modificarlo, ma anche appunto per la classificazione e la ricerca, quindi per poter leggere e conoscere il documento, classificarlo e ordinarlo in modo da rendere più facile la ricerca, anche da parte di chi magari ha diritto ad accedere ai documenti e è interessato per ragioni di trasparenza, e rendere più facile anche la conservazione. E, diciamo, a piena attuazione di queste finalità è anche funzionale poi realizzare un grande obiettivo che si è posto il legislatore, che è quello di realizzare un grande sistema pubblico di ricerca documentale. Lo prevede l'articolo 40-ter del Codice dell'amministrazione digitale, dovrebbe essere questo appunto un grande sistema che avrebbe la finalità di facilitare la ricerca di documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza, progettazione di protocollo e consentirne l'accesso online ai soggetti che ne abbiano diritto. Appunto è un po' un grande sogno al momento, ma è un obiettivo che è stato previsto normativamente. Quindi potrebbe venire ad esistenza in un futuro, magari non troppo remoto, una grande piattaforma, un grande sistema nel quale confluiscono tutti i documenti delle pubbliche amministrazioni, o magari un grande indice, un grande motore di ricerca che consenta di ricercare documenti che appunto sono pubblici o comunque sono soggetti a pubblicazione per ragioni di trasparenza o che abbiano comunque un riferimento di protocollo, che quindi sia possibile poi in tutte le amministrazioni sapere quali documenti sono stati registrati, dove è possibile accedere anche direttamente o comunque conoscerne l'esistenza e magari fare poi un accesso agli atti. E tutto questo appunto richiede che i documenti siano realizzati con formati di facile accesso, standard, non proprietari, quindi che sia assicurata l'accesso con formati, la realizzazione con formati predefiniti, degli standard che ci si dà all'interno della pubblica amministrazione, e si richiede anche che i documenti siano adeguatamente classificati, quindi possibilmente che al documento siano associati dei metadati idonei a permetterne una facile classificazione e identificazione. E infine richiede anche che esista un sistema omogeneo per identificare in modo univoco e persistente i documenti. Su questo c'è ad esempio chi propone di prendere spunto dal sistema, quello che è stato messo a punto per la classificazione delle fonti normative, detto URNLEX, che è un sistema, per esempio, che è utilizzato da questa normativa, che è la banca dati della normativa vigente, che appunto classifica tutte le leggi, quindi i singoli provvedimenti amministrativi attraverso degli identificativi che identificano ad esempio il tipo, la tipologia di atto, la provenienza, quindi se ad esempio una legge è dello Stato di una regione, se si tratta di un provvedimento giudiziario, per esempio l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, e permette ad esempio di identificare le coordinate, ad esempio la data di formazione, il numero dato alla legge o alla sentenza e così via. Tutto questo potrebbe essere utilizzato anche a livello
di classificazione generale dei documenti amministrativi per attribuire un identificativo univoco a ciascun documento e quindi renderlo poi univocamente identificabile e facilmente accessibile. A quel punto ciò potesse avvenire un po' come indicare un indirizzo su un sito internet, no? L'identificativo mi consentirebbe poi di accedere a questi documenti in modo più facile. Quanto ai formati, appunto, le linee guida che sono state emanate dall'Agide, che dovrebbero essere dovute essere recepite dalle amministrazioni entro il gennaio di quest'anno, quindi questo mese era fondamentale per il recepimento. Per esempio, hanno tutta una serie di hanno un allegato che individua tutta una serie di formati standard che dovrebbero essere utilizzati per la formazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni. Anche questi poi dovrebbero essere poi recepiti nei manuali di gestione documentale e poi effettivamente implementati nell'attività degli uffici. E l'Agid si è molto spesa per fare questo allegato perché ha creato un allegato molto dettagliato, per esempio per ogni formato è stata realizzata una tabella con le caratteristiche principali, sono state fornite delle indicazioni operative, sono stati forniti dei suggerimenti per ciascuna tipologia di documento, cercando appunto di uniformare quanto più possibile i formati utilizzati nelle pubbliche amministrazioni, spingendo per esempio per quanto riguarda i PDF, no, nell'adozione del formato PDF-A, cioè di un formato di PDF particolare che è facilmente compatibile e è creato appunto per la compatibilità sul lungo periodo e quindi può essere il formato ideale ad esempio per l'archiviazione di PDF nel lungo periodo. Perché è un problema, no, di certi formati che magari diventano obsoleti, che magari diventano non più leggibili quando i programmi con cui sono stati formati mutano, si aggiornano e magari non sono più retrocompatibili, quindi non è più possibile leggere in modo completo il contenuto dei documenti formati con precedenti versioni. Allora si ha la versione precedente, però diventa sempre più difficile man mano che il tempo avanza, oppure magari il contenuto del documento è più difficilmente accessibile. E nelle linee guida, appunto, vedete, ho riportato l'indice per evidenziare come tutti gli ambiti, no, dei documenti informatici siano stati analizzati e quindi ci si è preoccupati di stabilire regole sugli ipertesti, sui documenti impaginati, ma anche, non so, sulle immagini, sui sottotitoli, su altri documenti. E quindi lo sforzo che fa il legislatore e che ha anche poi fatto l'Agenzia della Digitale è quella di promuovere la formazione di questi documenti attraverso questi formati standard che si presume abbiano una maggiore vita e quindi una conservazione più facile e sia più facilmente accessibili anche in futuro. E appunto quando le pubbliche amministrazioni intendono discostarsi dalle indicazioni offerte dall'Agit, ecco che è previsto che siano obbligate, quindi c'è proprio un obbligo normativo, di effettuare una valutazione di interoperabilità, quindi valutare se il formato scelto sia effettivamente in grado di mitigare o di evitare alcuni problemi che sono problemi fondamentali quando non si usano formati standard. Per esempio, devono valutare appunto che non si verifichi un'obsolescenza tecnologica, quindi che il formato scelto non rischi di diventare vecchio e quindi renda poi difficile in futuro accedere ai dati. Devono mitigare il cosiddetto rischio del vendor lock-in, cioè evitare che usare un certo formato proprietario che è supportato solo da un certo programma che è venduto da un solo soggetto mi obblighi poi, mi
intrappoli, no? Mi costringe poi a mantenere sempre quel formato, quel produttore, quel software, quindi mi costringe sostanzialmente a rivolgermi solo a un certo soggetto, un fornitore, perché quel formato utilizzato non è interoperabile, non è accessibile anche da sistemi software di operatori concorrenti. Ma questo rende anche poi difficile l'accesso ai documenti, perché se un altro soggetto che vuole accedere al documento non ha lo stesso programma non può accedere e quindi non può di fatto prendere, leggere e conoscere i dati che sono incorporati in certi documenti. E poi un altro tema è quello del riversamento, cioè è un tema del quale si parlerà magari in futuro all'avanzare della tecnologia, ma anche qui c'è una valutazione che deve essere fatta periodicamente sull'opportunità di riversare i documenti, i dati meglio, inseriti in certi documenti in un formato, in altri formati. Se per esempio il formato originale è un formato che è obsoleto, che mi rischia di diventare obsoleto, o che non è più un formato aperto o facilmente accessibile, valutare se sia ragionevole e possibile riversare i dati in un altro formato, mantenendo chiaramente caratteristiche delle loro strutture, dei dati contenuti, quindi evitare che il passaggio da un formato all'altro mi porti alla perdita dei dati o alla perdita della struttura anche dei dati. E appunto, la valutazione di interoperabilità non è così banale, appunto prevede tutta una serie di attività che vi ho riportato un po' in questo elenco, che sono molte e che sono anche onerose, quindi chi vuole discostarsi, chi vuole scegliere formati non standard è comunque tenuto a motivare in modo molto molto stringente le ragioni per le quali intende farlo e per le quali appunto è l'unica opzione ragionevole quella di non adattarsi ai formati standard previsti dalla normativa. L'altro tema è quello della apposizione dei metadati al documento. Anche qui i metadati sono standardizzati e anche questo è un elemento fondamentale per poter rendere i documenti formati anche da diverse amministrazioni facilmente classificabili e facilmente ricercabili. E anche qui le linee guida emanate dall'Agid recentemente hanno previsto tutta una serie di metadati che possono essere, alcuni sono obbligatori, altri sono facoltativi, che possono essere applicati al documento e che ne permettono una facile classificazione e una più facile gestione. Anche questo chiaramente un aspetto che è in evoluzione. E anche su questo però chi ha formato i manuali di conservazione, i manuali di formazione dei documenti, sicuramente si sarà dovuto interrogare quali documenti, quali metadati per esempio, per vedere come associarli ai documenti. Tutto questo appunto ha delle ricadute anche pratiche e anche qui il codice dell'amministrazione prevede alcune specifiche regole su come formare i fascicoli informatici, su come gestire i documenti relativi ai procedimenti. Per esempio, ancora, l'articolo 41 del codice di amministrazione digitale ha previsto l'obbligo di formare per ogni procedimento amministrativo, convenzione di amministrazione, un fascicolo informatico nel quale raccogliere tutti gli atti, i documenti, i dati del procedimento. E anche qui c'è un tema di come questo fascicolo viene formato. E appunto, idealmente, il fascicolo informatico non dovrebbe essere la cartella salvata su l'unità di rete dell'amministrazione, ma dovrebbe essere appunto idealmente un vero e proprio hub, un vero e proprio luogo, diciamo così, virtuale, no? Facilmente accessibile a tutte le amministrazioni competenti ad adottare il procedimento, nel quale appunto tutte possano accedere, sia interoperabile e renda facile quindi la gestione dei documenti amministrativi da parte di tutti gli enti coinvolti. Anche qui ci sono chiaramente dei casi in cui questa norma, questo principio è stato adottato, è stato anche attuato in modo completo e quindi sono effettivamente state realizzate anche piattaforme che consentono la facilità, quindi un facile accesso a tutte le amministrazioni
al fascicolo del procedimento, che consentono quindi di intervenire sui documenti o comunque per accedere per caricare i documenti, i provvedimenti di propria competenza. Tutto questo è stato in certi casi, per certi settori anche amministrativi, realizzato, in altri casi no. C'è quindi ancora uno sforzo che è stato rilevato insomma, da tutti gli analisti che si occupano di questo tema, che deve essere compiuto dalle amministrazioni, laddove ancora il fascicolo informatico non presenti tutte queste caratteristiche. Anche questo sarebbe comunque un obiettivo ideale al quale l'amministrazione dovrebbe tendere, che appunto è, come dire, attuazione di un preciso obbligo normativo. C'è poi anche il tema di gestione e conservazione dei documenti che un po' si collega anche a altre fonti normative. Per esempio, il sistema di gestione informatica dei documenti è stato disciplinato anche dal testo unico delle disposizioni sulla documentazione amministrativa, DPR 445 del 2000, che contiene delle disposizioni in tema di sistemi di gestione informatica dei documenti, però ha delle logiche ancora molto, come dire, tradizionali, cioè si preoccupano in qualche modo di assicurare una gestione da un profilo archivistico e di protocollo, quindi rendere facile l'identificazione, la individuazione dei documenti come dire, nei fascicoli, come dire, una logica ancora forse un po' legata a una prospettiva cartacea, ma che deve essere letto, come dire, congiuntamente a tutte quelle previsioni, tutte quelle prescrizioni che impongono anche una formazione dei documenti, una loro gestione, conservazione, secondo le logiche che ci siamo detti, quindi della facilità di classificazione, di reperibilità, di facilità di identificabilità. E appunto questo viene detto dall'articolo 44 del Codice dell'amministrazione digitale, che un po' si salda sulla prescrizione dell'articolo 54 del TUBDA, che ci dice che il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni deve essere appunto organizzato e gestito in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli. Quindi i documenti, i singoli documenti, i fascicoli amministrativi devono essere indicizzati, quindi devono essere creati degli indici ordinati che appunto tengono conto delle caratteristiche dei documenti, un po' come fa Google con tutte le pagine internet che sono indicizzate, sono classificate in base al loro contenuto, e tutto questo deve essere funzionale anche ad una ricerca e un'accessibilità attraverso il sistema pubblico di ricerca documentale. Quindi anche qui è fondamentale che il sistema di ogni ente sia, come dire, conforme a questi principi, perché poi quando semmai dovrà interfacciarsi col sistema pubblico di ricerca documentale dovrà essere assicurato che sia possibile attraverso questo sistema pubblico accedere un po' all'indice dei documenti dell'amministrazione e ricercare i singoli documenti. E a questo appunto di questo dovrebbe occuparsi un responsabile di gestione documentale e un responsabile di conservazione, cioè due figure interne all'ente che operano d'intesa con altre figure comunque competenti per materie trasversali o collegate, per esempio il responsabile della transizione digitale o il responsabile della protezione dati o chi si occupa della gestione dei sistemi informativi per assicurare la corretta implementazione di queste normative e linee guida. Appunto, tutto questo deve essere adeguatamente operato e quindi è importante che chi si occupa di questi temi anche all'interno delle amministrazioni abbia la consapevolezza dei principi fondamentali e che sia messo anche nelle condizioni di poter dare corso a questi principi in modo adeguato. Ci sono poi temi connessi che riguardano per esempio una particolare forma di gestione dei documenti che è la trasmissione, e anche qui ci sono delle regole
specifiche, quindi la comunicazione degli atti tra amministrazioni. Abbiamo visto, questo può avvenire o ad esempio all'interno del sistema del fascicolo amministrativo, ma quando c'è la necessità di effettuare comunicazioni di documenti tra pubbliche amministrazioni, diciamo al di fuori ovviamente del sistema del fascicolo amministrativo, ecco che qui ci sono delle regole specifiche che vengono stabilite e ancora una volta servono a assicurare che i documenti siano correttamente gestiti anche nella loro, come dire, nella loro fuoriuscita dalla sfera dell'amministrazione che li ha formati e nella comunicazione ad altre amministrazioni, che a loro volta li acquisiranno e li dovranno gestire secondo le regole che abbiamo ricordato poco fa. E due aspetti sono, secondo me, rilevanti, che ho ritenuto opportuno inserire, cioè quelli che impongono a tutte le amministrazioni che ricevono dei documenti, diciamo così, da altre amministrazioni di verificare la provenienza del documento, quindi esiste un vero e proprio dovere giuridico, magari è una cosa che viene fatta automaticamente e anche forse una regola di buon senso, ma giuridicamente esiste una regola che dice che i documenti ricevuti da altre amministrazioni che appunto vengono ricevuti attraverso la PEC o la cooperazione applicativa, quindi attraverso sistemi interoperabili, sistemi di collegamento tra applicativi delle diverse amministrazioni, sono valide ai fini del procedimento, appunto, una volta che si è verificata la provenienza, quindi verificando che il documento presenti uno degli attributi che consentono di essere certi che esso proviene effettivamente dall'amministrazione che lo ha asseritamente trasmesso. E un altro tema che è di interesse legato alla trasmissione dei documenti è questo, quello dell'articolo 46 del CAD, perché appunto porta in rilievo tutto il tema della protezione dei dati personali, che è un tema che serpeggia un po' in tutte le norme sulla formazione dei documenti, e tutti i documenti amministrativi devono essere formati, chiaramente devono tenere conto dell'esigenza di protezione dei dati personali. Ecco che però l'articolo 46 del CAD si preoccupa di un aspetto molto specifico e particolare, cioè dice che quando un documento viene trasmesso a un'altra amministrazione per via digitale, ecco, deve essere, per così dire, epurato di tutti i dati che siano dati sensibili giudiziari, quindi i dati appartenenti alle categorie particolari, previste dall'articolo 9 del GDPR, o dai diritti giudiziari, previsti dall'articolo 10, che non siano indispensabili per il perseguimento delle finalità per cui sono acquisite, cioè sarebbe un dovere da parte delle amministrazioni che trasmettono documenti informatici ad altre amministrazioni di epurare i documenti, tutti quei dati di particolare sensibilità, quindi particolarmente rilevanti, quelli sulla salute, sulle convinzioni politiche, religiose dell'interessato, tutti quei dati che non siano indispensabili per il perseguimento delle finalità per cui sono acquisiti. Quindi anche qui ci sono delle considerazioni da fare appunto nella trasmissione di come vengono gestite. Detto questo, magari possiamo fare, prima di analizzare il tema del riutilizzo dei dati, quella pausa che avevo promesso, in modo da riprendere poi più freschi. Bene, allora io direi facciamo giusto di orologio, massimo 5 minuti, 3 minuti, cosa dici? Sì, 5 minuti. Ecco, 5 minuti giusto per prendere un caffè per andare al bagno, poi ci ritroviamo qua, dunque sono le 10:10, io segno, quindi alle 10:15. Benissimo, a dopo allora. Sì, allora appunto, come dicevamo prima della pausa, vediamo adesso il tema del riutilizzo dei dati. Abbiamo affrontato un po' il tema della formazione dei dati, ho insistito molto su questo tema perché appunto è intrinsecamente connesso col tema del riutilizzo, cioè la possibilità di utilizzare quelli che appunto sono chiamati anche open data, cioè i dati aperti, i dati facilmente accessibili e leggibili in pubblica amministrazione. Perché? Perché se si formano correttamente i documenti, se si formano, si strutturano, si
appunto creano rispettando le regole che consentono un più facile reperimento dei dati e dei documenti, ecco che diventa più facile anche riutilizzarli. E appunto di questo, del riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, si occupano delle fonti normative specifiche, in particolare troviamo dei riferimenti sia nel codice dell'amministrazione digitale che nel decreto legislativo 36 del 2006, il quale recepisce una direttiva europea, una direttiva 1024 del 2019, che ha stabilito alcune regole sul riuso dei dati, regole uniformi e applicabili in tutto il mercato, tutto lo spazio meglio europeo, spazio giuridico europeo. Questo perché? Perché l'Unione Europea ritiene che sia strategico per lo sviluppo dell'industria, anche basata su servizi innovativi, su sistemi digitali, quella di consentire un facile accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni, che sono ritenuti una materia prima particolarmente pregiata che le piccole e medie imprese e anche le organizzazioni possono sfruttare per realizzare i loro servizi. E quindi, appunto, banalmente si fanno degli esempi anche di utilizzo di questi dati, no? I dati delle pubbliche amministrazioni possono riguardare tantissime cose, no? La pubblica amministrazione magari documenta non so, il numero di incidenti che avvengono in un certo tratto stradale, documenta per esempio appunto quanti sinistri di un certo tipo possono verificarsi su un certo tratto di una strada pubblica, ecco che magari quei dati possono essere utilizzati da un'applicazione che durante la guida, no? Quindi una specie di navigatore che durante la guida segnala al conducente: guarda che stai per attraversare un tratto dove si verificano molti incidenti perché ci sono tamponamenti a catena frequenti, perché la gente non rispetta le distanze di sicurezza e magari ci sono frenate brusche, ecco che magari mi avvisa, io cerco di regolarmi di conseguenza, cerco di tenere una maggiore distanza tra i veicoli che mi precedono, cerco di prestare più attenzione e magari riesco a evitare qualcuno degli incidenti che si verificano normalmente su quel tratto. Questo è l'esempio effettivamente di un'applicazione che è stata progettata, che ha vinto anche dei premi, diciamo, relativi alla creazione di applicazioni appunto in grado di sfruttare i dati aperti delle pubbliche amministrazioni. Quindi in realtà questo è un tema, ma ci sono tantissime altre applicazioni che possono essere immaginate. Pensiamo ai dati, insomma, macro sulla salute, dati che possono magari consentire di rilevare certe anche tendenze, non so, certe malattie che si sviluppano in un certo ambito più che in un altro, in un certo territorio più che in un altro, e magari capire sulla base di quello se ci sono delle azioni correttive che possono essere portate, non so, nello stile di vita delle persone, o magari ci sono dei problemi latenti nel territorio che possono essere risolti. Tutto questo, insomma, può essere fatto grazie alla lettura di dati, anche vari dati, varie fonti, varie sorgenti di dati formati dalle pubbliche amministrazioni e che dovrebbero essere rese pubbliche per l'utilizzo. L'utilizzo appunto è definito, anche questo, dalla norma, ed è l'articolo 1, lettera E del decreto legislativo 36/2006, che ci definisce il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni come l'uso da parte di soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, dei documenti detenuti da pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, per fini commerciali o non commerciali diversi da quelli istituzionali per cui i documenti sono stati prodotti. Quindi un dato, un'informazione che l'amministrazione ha raccolto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, una volta magari che è stato raccolto, che l'esigenza magari
è ancora in corso o magari è cessata anche, possono però essere riutilizzati e sfruttati anche per queste finalità. Dati che possono essere utilizzati sono anche quelli magari delle imprese pubbliche o imprese che esercitano pubblici servizi che magari anche loro per conto delle pubbliche amministrazioni o dell'interesse pubblico raccolgono certe informazioni ed ecco che a determinate condizioni anche questi dati possono essere oggetto di riutilizzo. Appunto, perché insistiamo molto anche sulla formazione dei dati e sulla formazione dei documenti, sull'importanza che ha questo in relazione al riutilizzo di dati, perché c'è proprio una correlazione che è stata anche oggetto di una specifica classificazione da parte degli enti che un po' si interessano di queste tematiche, anche da parte dell'AGI, che ha elaborato una sorta di scala di qualità dei dati che li qualifica, insomma, li classifica anche in base alla facilità del riutilizzo. Si parte per così dire da una stellina, che sono i dati che sono soltanto aperti, cioè i dati ai quali posso solo accedere, ma che non sono dati che posso facilmente leggere attraverso strumenti informatici. Immaginiamo classicamente un documento, una riproduzione, un documento impaginato che magari non ha neanche un minimo di struttura e che non mi consente quindi di accedere attraverso sistemi informatici. No? Io posso leggere il documento, ma poi posso avere accesso al documento, diciamo, materialmente, ma poi per leggere le informazioni che in esso sono incorporate è sempre necessario un intervento umano, perché magari non ne sono riprodotti con meno standard, nemmeno forme, diciamo, facilmente leggibili da parte di un programma e quindi devo, per capire quello che c'è contenuto, per estrapolare i dati che sono inclusi nel documento, necessariamente fare affidamento all'intervento umano, a meno che non possa disporre di un sistema di intelligenza artificiale particolarmente raffinato che consentano di un'intelligenza semantica di estrapolare i dati, a comprendere il contenuto del documento, ma questo ancora non è alla portata di tutti. La seconda stellina riguarda dati che possono essere letti, quindi letti con anche strumenti informatici, ma magari non in modo del tutto efficiente. E poi ci sono dei dati, appunto, che hanno formati aperti, quindi facilmente accessibili perché utilizzano formati che possono essere standard e quindi facilmente accessibili da chiunque, dati che hanno magari un identificativo univoco e quindi che possono essere recuperati anche in modo facile da servizi automatici e poi dati arricchiti anche e collegati, dati che hanno una struttura che possono essere collegati con altri dati e quindi permettono anche l'incrocio dei dati e che quindi permettono un utilizzo completo dell'informazione per applicazioni anche complesse. Quindi un po' questa è la scala. Ci sono dati che possono essere appunto non strutturati, dati strutturati ma con sistemi che non sono ottimali o dati che sono ottimizzati anche per l'accesso da parte di sistemi totalmente informatizzati che quindi riescono a capire loro, anche in grado proprio in base agli attributi che vengono dati al singolo documento, al singolo dato, riescono a capire quali sono i contenuti dei dati e incrociarli con altri dati presi da altre sorgenti. Quindi il collegamento, l'identificazione univoca sono tutti aspetti fondamentali per la qualità dei dati. Quindi veramente se pubblico un Excel, alla fine mi trovo forse qui, no? Cioè in una
magari in un documento aperto, un documento magari dove i dati sì sono riprodotti attraverso una struttura, ma che va interpretata, e per essere interpretata è necessario l'intervento umano. O magari se ho un documento, anche un documento impaginato, che magari ha una sorta di struttura, come potrebbe essere un certificato, una cosa tipo un certificato anagrafico, nome, cognome, dove i dati sono effettivamente inseriti con un ordine preciso, una struttura precisa, per cui so che a una certa posizione corrisponde a una certa informazione, ecco che io magari posso effettivamente farli leggere a una macchina, ma magari non sono in grado poi di farli leggere automaticamente, o la macchina non è in grado di collegare l'informazione con altri dati. Insomma, ci sono tutti degli aspetti che a mano che sono presenti consentono una più facile lettura dei dati, un più facile utilizzo anche attraverso sistemi automatizzati. E questo è un po' l'obiettivo, no? Dei dati aperti. Perché appunto i dati aperti, cioè i dati che sono quelli che sarebbero, come dire, la vera materia di pregio che potrebbe favorire la digitalizzazione e la transizione digitale anche nelle imprese, le piccole e medie imprese, sono appunto dati che hanno queste caratteristiche, cioè sono disponibili liberamente, e quindi in base a una licenza fatta dall'amministrazione o una previsione normativa che ne permetta l'accesso anche per finalità commerciali, in formato disaggregato, e sono dati che sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori che sono provvisti di relativi metadati. Appunto, la caratteristica degli open data rispetto ai dati pubblici o pubblicati è proprio questa, cioè sono dati che possono essere facilmente letti. Poi certo, se viene pubblicata, se io ho nella mia sezione del trasparente, o se ho pubblicato nel portale dei dati, non so, dati comunali, dati regionali, certe informazioni, ma sono sostanzialmente documenti o Excel, magari questi documenti non sono veramente open data, non hanno veramente degli open data, perché magari non sono strutturati in modo tale da essere facilmente leggibili e accessibili da strumenti automatizzati. Quindi anche questo, no, se io voglio realizzare degli open data, devo realizzare qualcosa che possa essere facilmente, agevolmente compreso anche da strumenti, da programmi per i laboratori. Quindi devo strutturare i dati, devo fornire i metadati necessari. E poi un altro elemento che caratterizza gli open data, per fatto di essere open, cioè aperti, è quello della loro gratuità, quindi poter essere liberamente accessibili, quindi liberamente utilizzabili con una licenza d'uso, ma anche possono essere reperiti gratuitamente, quindi non essere soggetti a pagamento di corrispettivi da parte per il rilascio da parte delle amministrazioni che hanno formati, se non, dice la norma, qualora ci sono dei costi marginali, dei costi, diciamo, vivi da sostenere, ecco che possono essere oggetto di rimborso. Appunto, gli open data devono presentare idealmente delle caratteristiche che sono appunto anche state enunciate in alcune carte internazionali. Esistono delle fondazioni, degli enti sovranazionali che cercano di portare uniformità su questo tema, proprio perché è interessante il tema di open data e possono dare origine a un mercato rilevante anche se nella misura in cui sono aperti magari a livello ampio. Infatti l'Unione Europea ha ritenuto di dover utilizzare una direttiva per armonizzare alcuni aspetti fondamentali, per consentire un'uniformità minima necessaria ad uno scambio di questi dati anche a livello intraeuropeo. E alcuni di questi principi sono quelli, ad esempio, dell'apertura di dati fin dalla progettazione, quindi per definizione bisognerebbe che i dati delle amministrazioni fossero, quando vengono progettati, quando vengono progettati i trattamenti che sono alla base poi delle raccolte dei dati, che fossero aperti e consultabili per opzioni predefinite, e quindi che
siano valutate sin dalla progettazione di certi sistemi di raccolta, ad esempio le implicazioni in materia di protezione dei dati personali o di proprietà intellettuale, perché a quel punto sarebbe necessario selezionare i dati mantenuti aperti, mantenuti dati effettivamente messi a disposizione di tutti, rispetto a quelli che non possono essere divulgati perché magari non sono, la loro divulgazione potrebbe compromettere i diritti degli interessati, persone fisiche, o potrebbe interferire con diritti di proprietà intellettuale o industriale. Dovrebbero essere sempre aggiornati e curati, quindi se si pubblica un set di dati, bisognerebbe curare anche che i dati siano effettivamente precisi e siano effettivamente aggiornati, perché dati vecchi non hanno magari più un interesse, non hanno una loro ragion d'essere neanche a fini di sfruttamento da parte di certi soggetti. Dovrebbero essere sempre facilmente accessibili e utilizzabili. E appunto c'è il tema dell'interoperabilità, cioè i dati dovrebbero essere rilasciati, pubblicati con formati quanto più uniformi, quindi ad esempio gli identificatori, ad esempio tutti i dati che vengono utilizzati per rendere comprensibili, rendere leggibili alle macchine i dati dovrebbero essere quanto più uniformi possibili, in modo tale che una macchina possa prendere i dati da una sorgente, prendere i dati da un'altra, capire le relazioni e magari creare, no, delle correlazioni per sfruttare dati. E poi, appunto, interoperabilità e comparabilità sono anche collegate alla standardizzazione, quindi l'utilizzo di formati standard, ma anche di strutture standard. E gli open data poi hanno delle positive ripercussioni, si dice, sulla trasparenza e partecipazione dei cittadini, quindi consente un più facile accesso, una più facile anche verifica dell'operato delle amministrazioni e consente anche, proprio per il fatto di essere dati aperti, quindi disponibili gratuitamente o a basso costo, consente a tutti gli operatori, anche le piccole e medie imprese che magari non hanno grandi risorse per accaparrarsi di dati magari molto costosi, ecco, di sviluppare servizi innovativi. Ecco, tutti questi principi sono un po' trasferiti anche nella normativa di riferimento, la normativa che disciplina la formazione dei dati delle pubbliche amministrazioni e le modalità di accesso a questi dati. E per appunto anche qui il CAD ci dà dei principi, per esempio l'articolo 50 ci dice che i dati delle pubbliche amministrazioni devono essere formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso di tecnologie di informazione e della comunicazione che ne consentono la fruizione e la riutilizzazione alle condizioni fissate dall'ordinamento da parte delle altre PA e dai privati, salvi i limiti alla conoscibilità previsti dall'ordinamento nel rispetto alla normativa della protezione dei dati personali. Cioè, ci direbbe il codice di amministrazione digitale che i dati che le amministrazioni raccolgono dovrebbero essere poi formati, appunto raccolti e conservati, in modo tale da renderne facile il riutilizzo. Ecco quindi che appunto questo principio un po' si salda con tutti quelli che abbiamo visto prima sulla formazione dei documenti, e quindi nella formazione dei documenti si dovrebbe tenere conto del fatto che questi documenti incorporano dei dati che potrebbero essere oggetto di un riutilizzo. E quindi dovrebbero essere resi quanto più possibile strutturati, facilmente leggibili alle macchine e facilmente disponibili e reperibili. Questa messa a disposizione riguarda anche la condivisione dei dati con altre amministrazioni. E quindi anche qui un altro tema, no? L'interoperabilità dei dati, dei fascicoli, no? Si collega anche a questo aspetto, e quindi un'amministrazione dovrebbe rendere facilmente accessibile e fruibile anche ad altre amministrazioni i dati che raccoglie e tratta. Anche qua, sempre nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Abbiamo visto, forse erano i seminari scorsi se non sbaglio,
il tema delle comunicazioni dei dati tra le pubbliche amministrazioni, quando e in che condizioni un'amministrazione può diffondere, comunicare i dati che conserva ad altre amministrazioni per finalità anche di interesse pubblico, per la temperanza di obblighi di legge. Ecco che appunto quella è la base giuridica, quindi quella che dà rispetto alla normativa della protezione dei dati personali quando i dati sono dati personali, ma in generale le pubbliche amministrazioni dovrebbero rendere più facilmente che possono accessibili e fruibili i dati che raccolgono e trattano anche ad altre amministrazioni. Dati che non necessariamente devono essere dati personali, dati che possono essere relativi, non so, alla situazione ambientale. Immaginiamo le centraline di rilevamento della qualità dell'aria, generano dei dati che sono raccolti da una pubblica amministrazione, dall'ARPAB o dall'ARPA regionale. Ecco che l'amministrazione deve rendere quanto più facilmente fruibili e accessibili anche ad altre amministrazioni quei dati, magari perché comuni interessati possono assumere delle decisioni o dei provvedimenti sulla base di queste informazioni. E anche tutto il tema, non so, per esempio della chiusura del traffico delle strade per in caso di sforamento degli indici di qualità dell'aria, ecco un po', questo è un'attività amministrativa che potrebbe essere, penso sia già insomma così, resa efficiente dagli scambi di dati tra le pubbliche amministrazioni, quindi la possibilità che il singolo comune possa accedere ai dati sulla qualità dell'aria del proprio comune in modo facile e immediato consente magari anche in modo automatico di adottare provvedimenti sulle chiusure del traffico. Ecco, questo per esempio. Quindi lo scambio di documenti, di informazioni, di dati è un elemento imprescindibile e doveroso anche in base al codice di amministrazione digitale, quindi devono essere questi dati elaborati, trattati in modo da avere una facile circolazione sia tra pubbliche amministrazioni ma anche in prospettiva come open data. Ecco, tra l'altro questo è un obbligo che non è sprovvisto di sanzione perché l'articolo 50,3 ter prevede che in adempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati con queste condizioni costituisce un mancato raggiungimento di un obiettivo, uno specifico risultato, un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione della retribuzione di risultato e impedisce l'attribuzione di premi o di incentivi. Quindi diciamo il legislatore ha provato a spingere tutte le amministrazioni e tutti gli uffici a implementare quanto più possibile questi obiettivi anche attraverso minacce di tipo economico. Non so quanto attuate effettivamente, ma insomma, sostanzialmente c'è un dovere per le amministrazioni che raccolgono certi dati o formano certi dati e incorporano certi documenti di tenere in considerazione le necessità del riutilizzo di questi dati. E anche qui, come per il sistema di ricerca documentale nazionale, il grande Google dei documenti amministrativi pubblici, anche qui il legislatore ha previsto di istituire una grande piattaforma digitale nazionale dei dati. Appunto una piattaforma gestita a livello statale che dovrebbe favorire la conoscenza e la diffusione di tutte le informazioni del patrimonio informativo delle PA, quindi facilitare la condivisione dei dati, prevedere delle infrastrutture tecnologiche che consentono l'interoperabilità dei sistemi informativi, prevedere quelle che si chiamano API, cioè le interfacce applicative per cui creare sostanzialmente dei programmini in grado di interfacciarsi con i singoli dataset e incrociarli, leggerli, e questo naturalmente è fondamentale per poter poi sfruttare questi dati nel concreto, quindi una facilità di interconnessione e di accesso a questi dati. Prevede anche una specie di catalogo online delle API disponibili che possono essere quindi
utilizzate un po' da tutti per sviluppare progetti che sfruttino le banche dati pubblici. E anche qui si tratta di un progetto che è un progetto ancora in divenire, perché questa piattaforma digitale nazionale dei dati deve essere istituita e regolata in base a delle linee guida approvate dall'Agile, sentito il garante per la protezione dei dati personali e la conferenza Stato-Regioni, e diciamo, le linee guida sono state messe in consultazione a ottobre dell'anno scorso, è probabile che in qualche mese vengano pubblicate, quindi poi si arrivi effettivamente a realizzare questa piattaforma. Il legislatore si è già preoccupato di dire che saranno per esempio le Camere di Commercio a mettere a disposizione dei sistemi per consentire il collegamento telematico con questa piattaforma per certe finalità, quindi ha già cominciato a utilizzarli, ecco, a utilizzare la piattaforma prima che sia completamente formata e operativa. C'è da dire anche che per quanto riguarda i dati aperti, quindi la possibilità di consultazione degli open data, ecco, c'è uno sforzo anche su base regionale. Per esempio esistono dei portali regionali, c'è il portale del Veneto che ha 6.200 dataset, secondo quello che riportava il sito qualche giorno fa. Anche la regione Lombardia o la regione Emilia, insomma tutte le regioni hanno più o meno una loro piattaforma che ha un numero più o meno elevato di dataset. Chiaramente il numero è un buon indice, cioè dà, come dire, il senso dell'impegno, ma occorre chiaramente che i dati siano dati di qualità. Per esempio, ho visto che anche in base al progetto Digitiamo sono stati pubblicati diversi dataset sul portale degli Open Data del Veneto. Ecco, tutto questo sicuramente è un elemento di interesse. Bisogna capire se i dati che sono pubblicati sono dati di qualità, quindi se sono effettivamente pubblicati con formati strutturati, facilmente leggibili e comprensibili a una macchina, oppure se si tratta di dati che sono aggiornati, che vengono mantenuti aggiornati. Ecco. Quindi il numero è importante, ma è fondamentale anche poi tutto quell'insieme di interventi che assicurino che i dati pubblicati siano effettivamente di qualità e utilizzati. Quindi anche qui gli open data, la pubblicazione dei dataset non è una cosa che si fa una volta nella vita per dire quanto siano stati bravi a farlo, ma è un'attività che va fatta se si vuole, non c'è un obbligo poi peraltro di formare certi dataset, di mantenerli se l'amministrazione non lo fa più, se l'amministrazione non usa più certi dati, non li raccoglie, non è obbligatorio, non è obbligata a mantenere aggiornati i dataset che aveva pubblicato, però nel momento in cui raccoglie certi dati l'organizzazione deve, abbiamo visto, renderli facilmente accessibili a tutti. Sulla disponibilità sulle licenze, anche qui il codice dell'amministrazione digitale dà una presunzione per cui se non viene indicata una licenza, cioè se le amministrazioni non stabiliscono una licenza, quindi delle condizioni di utilizzo dei dati, ecco che i dati si considerano lasciati con licenza aperta, quindi utilizzabili da chiunque per qualsiasi finalità. Un'altra cosa interessante è che, appunto, in tema di disponibilità e licenze di utilizzo dei dati, è che quando l'amministrazione affida dei servizi o acquista dei prodotti che portano alla conformazione, raccolta e gestione dei dati, quindi tutti quei servizi che hanno, come dire, come effetto anche quello di creare delle banche dati, di creare delle raccolte dei dati, ecco che dovrebbero le amministrazioni prevedere clausole idonee a consentire il libero uso e accesso a questi dati. Quindi appunto anche qui è fondamentale che i dati siano facilmente e velocemente accessibili, ma che siano anche disponibili in formato gratuito oppure soltanto attraverso pagamento dei costi marginali. E, appunto, le regole generali, i principi generali del CAD poi trovano una loro declinazione anche sul piano operativo, ad esempio, con questo decreto legislativo 36 del 2006, che dà delle regole sull'accesso e riutilizzo dei documenti in generale della pubblica amministrazione ai fini del riuso dei dati che sono in essi incorporati. Si applica a tutti i documenti, questo è il decreto legislativo, detenuti da una pubblica amministrazione, con una serie di eccezioni, per esempio, appunto,
i documenti su cui i terzi hanno diritto di proprietà intellettuale, oppure documenti per i quali l'accesso è escluso o limitato ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. Chiaramente ancora qui un'altra norma che ci dà un avvertimento, tutto questo è molto bello, chiaramente l'apertura, la trasparenza, eccetera, ma bisogna sempre verificare che i dati che vengono raccolti e messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni siano pubblicati e diffusi tenendo conto dell'esigenza che dati personali non siano oggetto di diffusione oltre i limiti previsti dal GDPR, quindi che non sia attraverso queste regole, no, non avvenga una sorta di apertura generalizzata e una conoscenza generalizzata di dati personali che possono creare poi problemi in relazione alla protezione dei diritti e libertà degli interessati. Pone, tra l'altro, questa normativa un obbligo per tutte le amministrazioni in ordine a come trattare le istanze di accesso ai documenti per finalità di riuso, cioè prevede questa fonte che gli interessati, coloro che hanno un interesse ad accedere a dati della pubblica amministrazione per finalità di riuso dei dati, quindi sia documenti che hanno una loro struttura che sono utilizzabili immediatamente dalle macchine, ma anche documenti formati normalmente, quindi non immediatamente leggibili, ma che possono magari essere adattati anche anche a carico di chi, appunto, li acquista per estrapolare i dati e riutilizzarli. Ecco, tutte queste istanze possono essere effettuate, possono essere presentate alla pubblica amministrazione che deve necessariamente esaminarle entro un termine di 30 giorni dalla richiesta, prorogabili di 20 giorni. E appunto, se i dati deve esaminare la pubblica amministrazione, capire se i dati i documenti ai quali si chiede l'accesso siano compatibili, siano tra quelli che possono effettivamente essere letti e possono essere diffusi anche in base alla norma sull'ambito di applicazione, e deve metterli a disposizione se i documenti possono effettivamente essere comunicati. E devono essere resi disponibili eventualmente attraverso una licenza, quindi fissando le condizioni di utilizzo, e le amministrazioni possono quindi definire delle licenze standard di utilizzo dei loro documenti, anche facendo richiamo a licenze generali. Non so, il Creative Commons o altre licenze di questo tipo, purché appunto le condizioni siano proporzionate e non discriminatorie, quindi non impediscano l'uso da parte di certi soggetti. E in caso di diniego o di inerzia, ecco che gli interessati possono ricorrere agli stessi rimedi previsti per il diniego dell'accesso agli atti amministrativi, quelli previsti dalla legge del 41 del 90, quindi il reclamo magari al difensore civico regionale, oppure i rimedi giurisdizionali previsti dal codice del processo amministrativo. Ecco appunto che quando le amministrazioni mettono a disposizione i documenti, le amministrazioni dovrebbero, compatibilmente con le loro possibilità, quindi avrebbero dovuto, sarebbe ideale che realizzassero i loro documenti per essere facilmente letti e utilizzati anche con queste finalità. Non si può, diciamo, nei limiti di questa normativa, poi abbiamo visto che il CAD è un po' più rigoroso nel dire punire chi non ha adeguatamente strutturato i dati. Ecco, i dati devono essere messi a disposizione appunto con i rispettivi metadati in formato aperto e leggibile meccanicamente. Appunto però non vi è l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne di nuovi, quindi l'amministrazione, se ce li ha, li mette a disposizione in questo modo; se non ce li ha, non deve adeguare i documenti. Sarà chi accede ai documenti che dovrà trovare il modo di farli leggere alle macchine. Appunto, non è obbligata l'amministrazione a continuare a produrre e conservare un certo formato di documenti per permettere il riutilizzo, cioè se a un certo momento una certa forma un certo dataset che aveva cominciato a formare e gestire l'amministrazione non viene più utilizzato perché non è più, come dire, funzionale alla realizzazione di scopi istituzionali, ecco che non è obbligata a continuare a mantenerlo, ad aggiornarlo, a conservarlo. Se però cambia soltanto e utilizza un nuovo formato, un nuovo sistema, chiaramente su quel nuovo formato, un nuovo sistema,
si formeranno i diritti di accesso ai fini del riutilizzo. E appunto molte amministrazioni dovrebbero adattare le loro strutture per rendere sempre più facile l'accesso da parte dei soggetti interessati ai propri dati, dai propri dataset, ad esempio aggiornando tempestivamente i dataset che hanno pubblicato per vedere delle interfacce applicative e consentirne lo scaricamento in blocco. Quindi implementando un po' il principio dell'apertura, della facilità di accesso per impostazioni predefinite. Come si è detto, normalmente questi dati vengono messi a disposizione gratuitamente, tranne la possibilità di recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione di divulgazione, cioè i costi vivi sostanzialmente, e/o, dice la norma, per l'anonimizzazione dei dati personali e per la protezione di informazioni digitali, quindi riservate. Quindi anche qui può esserci un'attività che viene fatta ulteriore per di autonomizzazione. Questo ci porta ancora a sottolineare come la comunicazione e la divulgazione di questi documenti non possa prescindere comunque dall'esigenza della protezione dei dati personali. Quindi anche qui l'amministrazione è un po' presa tra due fuochi, no? Da un lato tutti questi principi che abbiamo visto oggi che impongono l'apertura dei dati, impongono di rendere facilmente accessibili e consultabili i dati formati costruiti, dall'altro comunque sempre la necessità di rispettare la normativa in materia di dati personali, quindi non c'è un diritto indiscriminato da un accesso totale ai dati e ai documenti, se questi documenti comunque contengono dati personali e possono essere, come dire, possono dar luogo a pregiudizi per gli interessati rispetto a un loro accesso. No? Quindi c'è sempre un bilanciamento necessario che l'amministrazione deve fare, può decidere magari di dire che i documenti ai quali si chiede l'accesso non sono accessibili perché il loro accesso è vietato in base alla materia dei dati personali, o può decidere ad esempio di creare dei set anonimizzati, però se questo porta dei costi, magari può chiedere anche il rimborso di questi costi. Quindi, appunto, per concludere un po' quello che ci siamo detti oggi. La formazione dei documenti, la gestione dei documenti amministrativi e gli open data e il riuso dei dati sono documenti che abbiamo visto sono estremamente collegati. Si collegano alla digitalizzazione, ma la digitalizzazione non può essere soltanto un'informatizzazione dei processi, richiede appunto di cambiare un po' anche il paradigma con il quale ci si è atteggiati alla gestione dei documenti, alla creazione dei documenti, porta alla necessità per tutti gli operatori, ma di chi definisce un po' come creare i documenti, come strutturare i documenti, a porsi il problema, no, della necessità di strutturare e organizzare i documenti per rendere facilmente consultabili i dati che sono incorporati. Lo scopo è quello di assicurare appunto l'interoperabilità dei dati e dei documenti, una standardizzazione quanto più spinta. Tutto questo serve nell'idea del legislatore, promuovere l'efficienza dell'amministrazione, rendendo ad esempio più facile la comunicazione dei dati tra le pubbliche amministrazioni, facilitando quindi la gestione dei procedimenti amministrativi, magari che abbiano, quali ci sia la competenza di più enti, ma anche rendere più efficiente l'uso dei dati, perché i dati possono essere utilizzati dalle amministrazioni per perseguire le loro finalità, ma possono essere utilizzati anche per altre applicazioni di interesse economico, e quindi bisogna favorire lo sviluppo di nuove imprese, quindi promuovere la crescita economica e lo sviluppo di una vera e propria economia digitale, l'economia del dato, un'economia sulla quale si punta, sulla quale il legislatore sia nazionale e europeo puntano. È necessario però che sia creato un quadro generale favorevole allo sviluppo di queste attività. E su questo appunto anche le amministrazioni sono un po' chiamate a contribuire, no? Portando la professionalità, quindi valorizzando anche la professionalità di chi si occupa all'interno dell'ente della gestione dei documenti, della transizione digitale, della conservazione dei documenti, ma appunto ciò richiede anche
risorse adeguate, e magari queste scarseggiano, non sono messe a disposizione tanto dai livelli superiori, magari non è sempre una priorità per l'ente investire risorse su questi temi, sebbene comunque riguardino attività che sono comunque doverose per certi aspetti, come abbiamo visto, e richiede anche uno sforzo di volontà. Questa è un po' la sfida anche che credo siano chiamate un po' ad affrontare le amministrazioni sotto questo tema. Detto questo, credo che vi sia stato diffuso il link per, se volete compilare un questionario di gradimento del contenuto del webinar di oggi, se volete darci un po' di indicazioni utili su come impostare i prossimi webinar. Chiaramente se avete delle domande, se avete delle questioni, potete farmele adesso, oppure possiamo mantenerci in contatto, vi do un po' di riferimenti, i contatti se volete sentirci, ci sentiamo insomma. Vi ringrazio. Non so se ci sono domande. Possiamo vedere se c'è qualche domanda. No, mi pare. Nessuno parla. Vabbè, comunque. No, allora ci siamo salutiamo. rimasti nei tempi, diciamo. Certo, siamo perfettamente in orario. Quindi vi salutiamo, vi ringraziamo di aver partecipato a questo seminario e vi diamo appuntamento ai prossimi in calendario con il progetto Digitiamo. Trovate tutte le indicazioni nel sito web del Comune di Conegliano e anche nei vostri enti, perché sistematicamente mandiamo la promozione anche agli enti di cui fate parte. Grazie a tutti per la vostra partecipazione, grazie all'Avvocato Foltran, come al solito, la chiara esposizione, e ci vediamo allora al prossimo seminario. Grazie a tutti.